Ciao a tutti, oggi facciamo gli spaghetti con sclopit mantecati al formaggio saporito delle valli. Allora, prima cosa gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono gli spaghetti circa 80 o 100 grammi a testa che buttiamo subito in acqua, acqua salata. Ok, allora gli altri ingredienti sono lo sclopit oppure silene oppure stridolo, dipende dove abitate. Il formaggio saporito delle valli, che è un formaggio tipico delle valli del Natisone, tagliato a strissoline. Non si riesce a grattugiarlo perché è un formaggio a pasta morbida e quindi è difficile grattugiarlo e lo tagliamo a listarelle. Un po' di burro, un po' di vino rosso, Cabernet Sauvignon, un po' di pepe da macinare fresco e la scorza di un limone. Poca scorza, non serve tutta chiaramente. Allora, per prima cosa mettiamo a sciogliere il burro in padella. Allora, prendiamo circa 30 grammi di burro, a occhio. Così. Tanto che si scioglie, prendiamo un po' di sclopit. State attenti che nello sclopit non ci sia il gambo, quello duro. Se c'è il gambo duro va pulito e vanno tenute solamente le foglie, ma in questo caso sono, delle parti verdi non troppo dure, quindi si può usare tutto. Andiamo a tritarlo. Ok, ancora un po'. Ok, tritato, il nostro burro si sta sciogliendo. Mescoliamo gli spaghetti un attimo. Gli spaghetti li cucineremo molto al dente e poi finiremo di cucinarli in padella. Allora, il nostro burro si è quasi completamente sciolto. Ancora un attimo. Mi raccomando, quando fate queste cose, sempre un bicchiere di vino sul tavolo, perché sennò quando ci sono questi tempi morti non si sa cosa fare, quindi salute. Ok, adesso mettiamo il nostro sclopit tritato, lo mettiamo in padella col burro. Bisogna stare attenti a non bruciarlo, va, va cotto leggermente, non bruciato. Se la fiamma è troppo alta, la padella è troppo calda, andrà a bruciarsi, cambierà colore, diventerà marrone e non è più buono. Deve rimanere verde. Quindi fuoco leggero, non troppo forte. A questo punto ci aggiungiamo anche un pizzico di scorza di limone grattugiata, ma solamente un pizzico, non esagerate, altrimenti basta così. Altrimenti il limone va a coprire tutti gli altri sapori. Ok. A questo punto vediamo a che punto è la pasta. Vediamo se riusciamo a tirare fuori uno spaghetto qua. La pasta è a posto, si può anche scolare. Allora, andiamo a scolare la nostra pasta molto al dente e la versiamo nella nostra padella assieme al burro e allo sclopit. Abbassate la fiamma, non bruciare assolutamente lo sclopit, altrimenti abbiamo rovinato il piatto. Ok. Andiamo a farla saltare bene perché si mescoli. A questo punto dobbiamo finire di cucinare la pasta che non è ancora pronta e prendiamo con un mestolo un po' di acqua di bollitura.
e finiamo di cucinare i nostri spaghetti in padella come se fosse un risotto. Purtroppo l'inquadratura non sono granché, ma poi verrò a mantecarlo qua così si vede un po' meglio. Comunque, per darvi un'idea, adesso ho messo l'acqua di bollitura, quindi un po' liquido, ma adesso vedrete che sparirà. Ok, allora questa possiamo toglierla. Spostiamo sul fornello più grande. Facendo questo lavoro con l'acqua di bollitura in padella, la pasta rilascerà un amido e tenderà a diventare più densa, avremo un sughetto molto più denso alla fine, che se scolassimo la pasta al momento giusto non avremo. Allora, vediamo a che punto di cottura siamo. Perfetto. Perfetto, gli spaghetti sono ancora un po' al dente, ma va bene così. Allora, il piatto. Ok, allora via dal fuoco. A questo punto li vedete sono ancora un po' leggermente acquosi. Andiamo a mantecarli con il nostro formaggio Saporito delle Valli. Il Saporito delle Valli è un formaggio a pasta morbida, anche se sta già 2-3 mesi rimane sempre morbido così. Andiamo a mescolare finché non si sarà sciolto completamente. Ci metto un attimo. Se a questo punto dovesse essere un po' troppo asciutta, potete aggiungere altra acqua di bollitura. Sta sciogliendo perfettamente. Siamo quasi. È perfettamente sciolto, c'è proprio una cremina perfetta sotto. Ok, a questo punto prendiamo questo attrezzo qui, andiamo a versarli, aspetta che mi faccio vedere, andiamo a versarli nel piatto. Scusate per la regia, ma sono da solo e si vede quello che si vede. Così. Ok, adesso prendiamo un po' di questa cremina che è rimasta nella padella, andiamo a versarlo sopra e per finire prendiamo il nostro pepe da macinare fresco, una grattugiatina veloce così. Se volete, per guarnire il piatto ci potete mettere ancora un po' di sclopit intorno. Il piatto è pronto. Spaghetti con sclopit e Saporito delle Valli. Salute, ci vediamo alla prossima.